A Siculiana Marina scoperti liquami in mare, la condotta sottomarina che dovrebbe trasportare in alto mare le fogne si è rotta a pochi metri dalla riva. La denuncia dell'associazione ambientalista arriva da Mare Amico che ha fatto la scoperta grazie al suo drone. Secondo quanto appurato, tonnellate di liquami si riversano in mare a pochi metri dalla spiagge importanti come quella di Giallonardo, Torre Salsa. Tutto ciò, afferma Mare Amico, è causato dalla scarsa manutenzione ordinaria delle strutture fognarie e dai mancati controlli sul territorio. In merito abbiamo sentito il primo cittadino di Siculiana, Peppe Zambito. Intanto è giusto chiarire che parliamo di un'area sulla quale già c'è un divieto di balneazione con un'ordinanza già precedente, perché lì è una zona molto attenzionata e quindi non va a intaccare quello che invece è la spiaggia di Siculiana Marina, e comunque rispetto a questo che evidentemente è una situazione molto, diciamo, dannosa per l'ambiente, per il turismo, per tutto, e comunque con AICA già ci siamo raccordati. Credo che la situazione rientri entro domani con l'intervento dei SUB per la riparazione del danno. Quindi diciamo possiamo stare tranquilli che la restante parte del mare non viene contaminata? A questo minuto no, parliamo, ribadisco, di un'area come altre aree che sono attenzionate, sulla quale già c'è un divieto di balneazione, quindi non dobbiamo aggiungere nulla rispetto a questo. Comprendo l'allarmismo, preoccupa soprattutto anche me e la comunità che rappresento, però ad oggi la cosa importante è che si intervenga con urgenza, come da me richiesto nei confronti di AICA, che ha già predisposto il tutto, come dicevo, e quindi attraverso l'intervento dei SUB mi auguro, come detto, avvenga entro domani, la situazione di emergenza possa rientrare. E comunque c'è da dire che spesso queste azioni di denuncia legittime e giuste purtroppo vengono fatte a mezzo stampa, mezzo Facebook e tutto il resto, che danno notorietà alle associazioni che fanno queste denunce, evidentemente buon per loro, però in un rapporto di collaborazione che miri davvero alla risoluzione dei problemi. Mi sarei aspettato che la segnalazione pervenisse al comune di Siculiana per consentire a me di intervenire molto più celermente, piuttosto che attraverso la stampa, cosa legittima, ribadisco, però c'è la necessità in questi casi di risolvere il problema. Mi pare invece che spesso l'atteggiamento è quello di, come dire, utilizzare i danni e le situazioni anche drammatiche per altri fini. Questo mi duole e mi dispiace. Comunque noi siamo qui per intervenire con urgenza perché la situazione rientri al più presto.